Sono contento, sì. Da quanto tempo sei in Italia? Sono qua in Italia adesso da 5 anni. A Cuba viene dal Senegal e ha già vinto un premio partecipando a un premio teatrale organizzato a Belluno. Come i suoi compagni di banco frequenta con entusiasmo ogni lunedì al Centro Col del Sole di Limana la scuola di italiano per migranti Penny Wirton. Hanno subito aderito, hanno cominciato a venire, c'è stato il passaparola, vengono anche adesso da Feltre, da Belluno. Un ragazzo, l'abbiamo scoperto solo dopo, veniva a piedi da Mussoi. Musoi è a Belluno, a quasi 8 km di distanza da Limana. Quando le volontarie l'hanno scoperto si sono subito organizzate per agevolargli la frequenza. E le storie dietro a quegli occhi, grandi come isole, sono tante, diverse tra loro, intense, accomunate dall'attraversamento del Mediterraneo. Sisu si racconta e per ragioni di sicurezza non ne mostriamo il volto. Sì, ho paura. Anche adesso quando ho guardato televisione come sono gli altri, mi sento come anche, mi ricordo come sono venuto anche io. Loro si sentono insicuro e hanno anche voglia di raccontarsi, di condividere il loro passato, ma anche le loro speranze, i loro sogni, i loro progetti, perché hanno tantissimi progetti questi ragazzi e danno tanta energia anche a noi. Il nostro scopo è quello di far sentire bene loro, ma anche noi di conoscere. Io dico sempre a loro ogni lunedì, grazie perché mi avete insegnato qualcosa che non sapevo. Ora fervono i preparativi per l'organizzazione della partecipazione del gruppo di studio alla maratona Il Veneto Legge indetta dalla Regione Veneto e tra i partecipanti c'è anche Maria Camilla che arriva da Panama e sogna di riunire alla sua famiglia i fratellini che oggi vivono in Colombia. Vorrei fare un progetto per tutta la famiglia e portare la mia famiglia qui. Ho altri 2 fratelli, Brandon è il mio fratello e Anthony, sono gemelli.